sulla gioielleria tradizionale tirese, quindi sulle ricerche sulla gioielleria tradizionale tirese, risultati e metodi. Io devo stare in piedi, scusate. Prima di tutto ringraziamenti, così non li dimentico, a Pietro Frau che ha avuto tanta pazienza per aiutarmi a costruire il PowerPoint, ai fotografi, quindi Antonella Carta, Luisa De Martis, Cristiano Cani preziosissimo e Gianni Senes, che sono gli autori principali delle foto che vedete. Maria Luisa poco fa, sono emozionata anch'io. Maria Luisa poco fa ha accennato con garbo della puzza sotto il naso che avevano gli etnodemoantropologi strutturati negli anni 50 verso il folklore, soprattutto verso l'abbigliamento. C'era un po' una paura di sporcarsi le mani e solitamente non facevano altro che citare e consultare libri dell'Ottocento dove ci sono delle teorie ormai inaccettabili. Non osservavano gli abiti, quindi parlavano di un'entità sconosciuta, misteriosa, un po' come immaginavano. Lo continuo ancora perché ho visto su Facebook un bellissimo servizio sul costume di con delle immagini bellissime e chi l'ha stilata ha detto che ci sono dei rubini nei bottoni della camicia quando ci sono solitamente granati, quando va bene o paste vitree, quindi è una grande superficialità. Diciamo che dagli anni 70 questo atteggiamento era la concretizzazione del detto sardo che dice si narra cantichisi pelle cantasa. Io invece credo molto nella condivisione, nella comunicazione. Diciamo che dagli anni 70 questo atteggiamento è stato da alcuni etnodemoantropologi è stato totalmente ribaltato. Uno dei personaggi che più ha collaborato con i gruppi folk è la collega Franca Rosa Conto. Anch'io nel mio piccolo ho collaborato con molti gruppi, con gioie e dolori. Qualche volta mi hanno accusato di etnocentrismo, di campanilismo, però riguardando un po' tutto quello che ho scritto, posso dire che ho scritto dei costumi dell'intero circondario di Sassari, da Ossi, Osilo, Ploaghe, Uri, il Goceano, eccetera. Questa stessa manifestazione è stata aperta ad almeno una decina di comunità che ha parlato dei costumi, e li abbiamo scelti noi. La collaborazione dell'etnodemoantropologo col gruppo serve per calibrare soprattutto alcune cose, molto spesso anche per correggere delle idee che erano nate negli anni 50, perché negli anni 50 con molta ingenuità ci si improvvisava molto. E ho scelto l'argomento dei gioielli perché diciamo che nei gruppi folk, quando guardo le immagini su internet, non mi spaventano tanto le scarpe da tennis, eccetera, che quelle le vede anche un cieco che non ci stanno a fare, ma soprattutto la grandissima superficialità nei gioielli. I gioielli vengono presi spessissimo, quello che capita, basta riempire, se filigrana è sarda, e tante volte non è sarda, la filigrana c'è dalla Cina al Perù, gli amuletti usati come orecchini, le cose dei pakistani, si vedono le cose più strane. Se si vuole rappresentare il passato nella maniera giusta bisogna non essere superficiali. Diciamo che a Etiri era facile farlo, perché a Etiri c'è una vera
religione dei gioielli. E si poteva anche fare una cosa molto semplice e molto pragmatica, un vademecum. Con questo abito ci sta questo, quest'altro, per questi anni ci sta questo, quest'altro, ma sarebbe stato un intervento dall'alto squallidissimo e poco produttivo. Bisognava, io ho sempre pensato, e così devo dire anche il gruppo che mi ha aiutato e tollerato a volte, che bisognava coinvolgere gli altri, che bisogna conoscere tutto o quasi tutto. Tutto non è possibile, perché anche quando si fanno le ricerche ci sono delle cose certe, ci sono dei documenti certi, ci sono delle interpretazioni, si aprono degli spazi per ricerche ulteriori, e questo vi dirò anche per Ittiri. Questo breve intervento è ritagliato su un altro lavoro piuttosto grande che sto facendo sulla gioielleria di alcuni centri campione del Lago d'Oro. Alcuni sono stati portati avanti, altri li devo iniziare, spero di riuscire a farli, e questo di Ittiri è uno di quelli portati maggiormente avanti. Non vi dirò tutto perché non è possibile, e ogni tanto forse vi aspettate molte certezze, vi presenterò anche dei dubbi e vi vorrei mostrare anche il metodo col quale si ricostruiscono alcune cose e alcuni errori che si fanno quando si è molto superficiali. Possiamo iniziare. Allora, vediamo un po' qual era l'humus del territorio quando Ittiri non c'era. Cioè Ittiri, si dice, non è comprovato da documenti archeologici, sia nato in età romana. Dice che il nome derivi da Iter Itineris. In realtà non è mai stato trovato un reperto romano nel centro del paese, però nel circondario sì. Nel circondario ci sono tantissime emergenze archeologiche. Queste emergenze archeologiche hanno dato gioielli. Scusate, se mi cito i gioielli più antichi, li ho trovati io nella Domos de Gianas di Sant'Ereno, la Domos de Gianas pubblicata, nel quale è mostrato il 4000 a.C. della cultura cosiddetta di San Ciriaco, c'erano dei bracciali di conchiglie. Abbiamo poi diversi materiali del periodo nuragico. Ecco, questo è il cosiddetto tesoretto di Santa Maria di Paulis, si trova al British Museum di Londra. Insomma, scusate se è poco, il cosiddetto tesoretto è stato venduto lì prima della legge sui beni culturali, non si sa se venisse dalla Chiesa, ma non credo, veniva probabilmente dalle emergenze nuragiche che ci sono attorno. Ecco, dentro questo tesoretto, li vedete in basso, ci sono dei cosiddetti bottoni conici fatti in fusione. Dietro questi bottoni hanno una barretta e potevano essere cuciti agli abiti, sono ritenuti più delle borchie che dei bottoni. E questo ci mostra come il gioiello, l'idea del gioiello, fosse un humus del territorio. Allora, va bene, pensavo ci fosse qualche problema. Allora, da un territorio confinante con questo, che però è un territorio di Usini, si chiama Salli Sulumu, è stato trovato anche lì un tesoretto, un cosiddetto tesoretto, contenuto dentro 2 vasi, dove c'era una catena che è uguale ai giunchigli sardi, anche se è fatta in bronzo ed è fatta con una tecnica completamente diversa. E sono stati trovati anche gli elementi di collana che avevano ancora all'interno, conservati dalla ruggine, dall'ossido, il filo di lino che teneva la collana. Altri collane d'ambra, cioè collane di un materiale di importazione che viene dal Baltico, che è passato di mano in mano, vengono dal nuraghe Santa Caterina di Uri. Possiamo andare a vedere un'altra cosa. Ecco, questo è un gioiello che è nelle collezioni del Museo Sanna. Viene da Ittiri, è un anello sigillo in oro, ha una laminetta che poteva essere cambiata. Vedete, la scritta è al rovescio perché era un sigillo, quindi doveva essere al rovescio per diventare un positivo
quando veniva usata. C'è scritto Aster, stella, c'è una croce, ci dice che diciamo siamo nel mondo cristiano. Non facciamoci ingannare dal nome Aster, che in italiano stella è femminile, ma qua era sicuramente un elemento maschile. Difficile da adattare. Si dice tardo romano, si dice bizantino, devo dire che non è pubblicato e che parlando con un eminente studioso, che era il professor Roberto Caprara, me lo dava per tardo romano e mi diceva che sicuramente apparteneva a un personaggio importante della Chiesa. Anche questo, vedete, è nell'humus. Delle cose medievali poi sono state trovate in diversi punti. Vi cito ancora, sopra l'ipogeo di Santa Ettoria, che lì sono nella località Sagapida, io stesso ho trovato delle posizioni secondarie, sicuramente bizantine, vicino al cranio avevano degli orecchini a cerchio d'argento. Ecco, questo gioiello somiglia moltissimo strutturalmente al cosiddetto anello di fidanzamento di Ittiri, quello che qualcuno chiama il bullone, perché ha forma di un bullone. Se andassimo in quarta potremmo dire che deriva da questo. Piano, stiamo attenti, perché tra l'età romana e gli anni 40 c'è un abisso e non c'è nessuna documentazione. Andiamo avanti. Eccoli qua. E veniva incisa le iniziali del fidanzato o della fidanzata, perché negli anni 50 si era introdotto l'uso cittadino dell'anello anche per i maschi e quindi veniva scambiato anche dalle donne. E andiamo avanti. Recuperato guardando invece dei gioielli precedenti agli anni 40, questi appartengono al tesoro della Madonna della Salute, vediamo che gli anelli erano totalmente diversi, erano degli anelli di importazione, degli anelli che per la maggior parte arrivavano dal napoletano, ce li ha fatti vedere Scassera nella scorsa edizione, per cui già dire che quell'anello lì poteva essere il capostipite dei nostri, io direi che è un po' azzardato. Tra l'altro è un anello che è molto diffuso in gran parte della Sardegna, in Nuorese è detto anello a Francia, anello a Mazzette, si trova un po' dappertutto. Andiamo avanti. Diciamo che per avere, e qua Ittiri esisteva, dei documenti diretti, bisogna arrivare al 600. E questo è un atto d'archivio e quello è un reliquiario sicuramente seicentesco, spagnoleggiante, assomiglia molto comunque ai chiriargios tradizionali, che proviene da Ittiri, da una casa privata, adornava una statua religiosa. Allora è molto importante un testamento ittirese di una certa Giovanna Farre Branca, et Branca, scritto in sardo del 1657. La signora era la moglie di un cavaliere, però era una famiglia molto legata all'economia agricola. Possedeva una casa di 12 stanze, aveva diversi servi, rimane incinta e muore il marito. Ha il terrore che i cognati portino via il figlio e il patrimonio. Quindi chiama il notaio, i periti e fa catalogare tutto quello che c'era in casa. È un documento importantissimo, io penso che possa diventare una tesi di laurea splendida. Allora, Giovanna Farre Branca ha degli orecchini d'oro smaltati a forma di reliquiari, ha delle collane di corallo, ha degli anelli, possiede dei busti di brocato verde, ha una gonna rossa con gallone d'oro, ha una cuffia. Possiamo vederne già una matrice di quello che c'è a livello folcloristico. Andiamo avanti. Nella bellissima mostra che è stata sponsorizzata dall'Ittiri Cannell, bellissima, l'ho fatta io, non dovrei andare. Così mi è venuto spontaneo dire bellissimo. In questa mostra che ci ha creato tanti patemi d'animo per motivi di sicurezza, potete capirlo, sono stati esposti degli oggetti che venivano citati nei testamenti, negli atti d'archivio. Quello che vedete al centro veniva chiamato a Ittiri Giogu Giugittu,
e non era altro che un insieme di amuletti. Poi era diventato un giocattolo per bambini, da cui il nome viene dallo spagnolo juego, che vuol dire accordo di gioielli, parur. E un altro oggetto è il rosario del Terra Santa. Dicono, a Itili non c'è il rosario. Come la Madonna del Carmelo? Nel tesoro della Madonna del Carmelo ci sono decine e decine di rosari. Nel rosario c'era. E sulla destra vediamo degli orecchini che sono settecenteschi e che provengono dal Veneto. Non sappiamo se questi li usassero a Itiri le donne. Io ho invece l'impressione che venissero comprati appositamente per le Madonne, perché almeno in 3 casi li ho visti su Madonne in altri posti. Come per esempio nel tesoro della Madonna di Coros ci sono gli orecchini in corallo napoletano in forma di ciliegia che sono totalmente estranei, diciamo, all'abbigliamento tradizionale di Itiri. Quindi questo vuol dire cautela diciamo, nell'interpretare la documentazione. Abbiamo la documentazione ottocentesca, le più antiche immagini ce le dà il Manca di Mores. Queste sono le tiresi che tornano dalla festa. Siamo negli anni 70 dell'Ottocento. Come vedete, 2 cose sono molto importanti. Non ha catena M, medaglione, spille, eccetera, e ha i bottoni tutti infilati nelle asole, piccoli e infilati nelle asole, nel loro uso funzionale. Negli stessi anni Enrico Costa descrive una processione a Itiri e descrive l'abbigliamento. Non ci dà nessuna notizia di gioielli, che l'avrebbero sicuramente colpiti. Poi era un po' feticista del seno femminile, non gli sfuggivano mai quello che c'era sul seno. Però ci dice che la caratteristica erano questi bottoni che hanno dei lunghissimi gambi e che si muovono ad ogni movimento. Questo vuol dire che non tutti erano infilati nelle asole. Come mai c'è questa, diciamo, differenza di notizie tra l'immagine? Bisogna studiarsi un po' il Manca di Mores. Il Manca di Mores, in pratica, era una sorta di archeologo del costume, quindi rappresenta dei costumi tipici come erano quando lui era piccolo, bambino. Infatti, per esempio, già in quel periodo, per almeno l'80% degli uomini logudoresi non indossavano più le ragazze ma i pantaloni, non dipinge mai i pantaloni perché non li ritiene tipici. Quindi che cosa vuol dire? Che ci dà delle immagini di una fase un pochino più antica, io credo almeno di 30-40 anni, quando lo Sciutti dipinse l'affresco con l'entrata di Gianmaria Angioui, il Manca di Mores diceva compra dei costumi molto antichi, compra dei fucili ad avancarga, perché bisognava tornare indietro. Andiamo avanti. Ecco, altre immagini che ci danno la documentazione. In basso 2 immagini del Manca di Mores, là vedete un itirese col fiocco, che qui è messo invece dietro, come probabilmente avveniva prima perché funzionale. In alto vedete uno studio dello Sciutti, proprio una donna di Itiri, siamo oltre gli anni 70 dell'Ottocento, una donna di Itiri che in pratica è uno studio per l'affresco. Nell'affresco c'è una donna di Itiri, c'è una donna di Osimo, una donna di Flora, una donna di Itiri e altre di località eccetera. La donna di Itiri ha il petto scoperto, non ha nessun gioiello al di là dei bottoni. Andiamo avanti. E non bisogna guardare solo al positivo, bisogna guardare al negativo. Cioè, ti ritrovi un'immagine che non ha gioielli e dici, beh, la scarto perché non ha gioielli. Assolutamente è un passo sbagliato, perché bisogna domandarsi perché non ha gioielli. Ecco, in questo caso questo è Crucci, che è venuto in Sardegna nel 29 e che dipinge la signora Maria Lupino di Itiri, via Parrocchia, c'è anche la data, perché probabilmente doveva mandargli un'immagine del disegno, gli aveva promesso. La signora ha l'abito feriale, non ha nessun gioiello. E per cui, per esempio,
spaventarsi tanto quando ci si veste in teletta perché non si hanno i bottoni della camicia, non si ha la spilletta, eccetera. Non bisogna farsi né venire il panico, se non si hanno l'abito è regolare. Andiamo. E poi abbiamo dei fondi fotografici eccezionali, dove ci sono moltissime persone in costume, sia in posa, sia diciamo in momenti di vita. Una delle più antiche immagini credo che sia questa, e si riconosce che l'abito è particolarmente antico perché il grembiale di tulle è molto stretto in alto, il bustino non ha il pettiglio ma è allacciato, la signora porta i guanti, si dà un tono, e ha i bottoni cosiddetti di lamina, fateci caso, e invece della cosiddetta catena ha una catenella sottile. Oltre alle collane di corallo, io intuisco, immagino, ma è un azzardo mio, che sia un giunchiglio, forse anche d'argento. Andiamo avanti. Ancora, vedete, in un'altra occasione, non di gala, qua siamo durante la prima guerra mondiale, sono rappresentanti della famiglia Bruno di Ittiri, la ragazza che indossa una teletta, allora non c'erano ancora i manighiles, quindi si portava il coritto, e i soli gioielli che ha sono pochissimi, e si capisce perché, o perché è in una condizione sociale diciamo non importante, o perché magari è arrivato il fratello dal fronte e si fa la foto così in maniera estemporanea. Ancora? Ecco, per esempio, questa è una statua che c'è nel cimitero di Ittiri, risale agli anni 30, 1930. Il personaggio, io lo so da un mio collega, lo scultore era il nonno, e nella sua famiglia ce l'hanno come ricordo, si ricordano di questo personaggio che andava lì e gli diceva "preciso mi vaghemi, se no non ti vago". Questo personaggio ci mostra esattamente, per esempio, che non si portavano, perlomeno in quel periodo, bottoni d'argento o d'oro alla camicia. Andiamo avanti. Ancora, questa si chiama, me l'ha detto Antonella Carta, è una sua antenata, si chiama confettura, veniva chiamata per la sua bellezza, per la sua delicatezza. E qua vediamo già tutto il corredo che conosciamo, esattamente piazzato, e vediamo che porta già i bottoni di filigrana. Andiamo avanti. Ancora, in un'altra occasione, queste probabilmente sono due sorelle, già si vede anche il gusto personale per le persone, vedete anche qui in condizioni quando non si è in gala e non si è del ceto sociale elevato, c'è un corredo di gioielli diciamo più semplice, e bisogna stare attenti alle foto. Ecco, questa è una foto, c'era scritto costume di Ossi, già questo è il costume di Ittiri, è una foto bianca e nera che è stata ritoccata. La signora ha una bottoniera di lamina d'oro, cosa che escludo completamente, ha una collana che sembrerebbe d'oro e non è altro che un ritocco e una gonna anche nera che non credo che portasse con questo corredo di gioielli. Andiamo avanti. Ecco, forse è la stessa persona in foto bianche e nere, si vede benissimo che la bottoniera è una bottoniera di lamina che porta delle collane in maniera diversa, e vedete la catena M è messa in maniera totalmente diversa, sembrerebbe una donacciata che si è vestita in fretta, ma questo non è vero. E l'uomo, vedete, non porta più bottoni d'oro alla camicia. Andiamo avanti. Ecco un'usanza ittirese, i gioielli non erano solo per le donne, venivano usati anche per i bambini quando venivano vestiti da angioletti per la settimana santa. Questa è un'usanza che c'è in tutto il meridione, in Sicilia, in Spagna, probabilmente arriva da lì. Penso anche al San Giovanni, alla Santa Maria Maddalena di Iglesias, che sono completamente carichi di gioielli. Ne vediamo un altro rappresentante, vedete, carinissimo. Sono quasi tutti maschietti. Andiamo avanti. Ecco,
I gioielli iniziavano già dall'infanzia, noi abbiamo reperiti moltissimi, visto che morivano molti bambini, prendevano molte malattie, si aveva il terrore del malocchio, sono degli amuleti. L'amuleto più diffuso erano le ficche di corallo. Andiamo avanti. Le bambine ricche avevano anche loro un corredo di gioielli come quello degli adulti. In questo caso, per esempio, sono sicuro che non sono gioielli degli adulti passati ai bambini, perché sono tutti di dimensioni piccole, quindi già fatti apposta per dei bambini. Ancora vediamo tutto l'insieme. Ecco, vedete, il vecchissimo coritto, il coritto che viene messo di panno rosso con la gonna d'orbaccia, veniva messo anche col vestito rosso. E vedete, le asole hanno tutti i buchi aperti e qui venivano inseriti dei bottoni piccoli. Andiamo avanti. Bottoni di lamina. Ecco, questi erano la tipologia più antica, si chiamano ammazzello, perché in assenza del laminatoio venivano tirati a martello, quindi è una cosa arcaica. Ve li vorrei far vedere. Possiamo fare, se no mi fai vedere tu, Maria Caterina. Eccolo qua, il coritto con i suoi bottoni a martello. Possiamo andare avanti. I bottoni, diciamo, di tipologia più recente sono quelli di filigrana. Questa potete vedere la calotta interna e si vede come è lavorata a spirali. Andiamo avanti. Più recentemente viene introdotta la lavorazione a spina di pesce, lo si vede nella calotta sempre interna. Questo tipo di lavorazione è una lavorazione ligure, tipica della Liguria. Probabilmente i rapporti che avevano, l'approfondirò tra brevissimo, che avevano alcuni orafi con la Liguria, hanno portato ad acquisire questo tipo di lavorazione che rendeva il bottone molto pesante, si poteva anche andare su forme molto grandi e chiaramente l'ansia e la gara che c'era tra le donne abbienti per avere dei gioielli esclusivi, più grandi, più preziosi, eccetera, portava a questo. La cosiddetta catena M. La catena M, l'ho già detto altre volte, probabilmente è una sintesi del monogramma mariano, perché in pratica disegna la sigla MV. Questo monogramma mariano si ritrova per esempio nei tappeti, si chiama Soro e Semma, cosiddetto, e non è un caso che venisse messo nella catena, perché era una protezione per un elemento della nutrizione, come era il seno femminile. Andiamo avanti. Però precedentemente, si vede, questa è la principessa di Savoia, che veniva messo invece con un asilo di una sola spilla solo su un lato. Anche qui ricordo quando l'avevamo segnalato ci sono stati un salotto di contestazioni da alcune persone anziane che dicevano gli era caduta la spilla e quindi aveva una sola spilla. No, assolutamente. Era un modo di mettere la catena. La catena viene dall'Italia meridionale. Nell'Italia meridionale veniva messa più o meno così. Andiamo avanti. Ecco, l'abbiamo messa in un costume particolarmente antico, veniva messa in questo modo, con queste spille. Ecco, per esempio, portare la catena in questo modo, con le spille anni 50, quelle a papassino, è un errore, perché coeve sono queste. Andiamo avanti. E questa l'ha trovata Cristiano Cani pochi giorni fa, sembrava fatto apposta. Questa non è una sarda, è una donna di Tivoli, c'è scritto dietro, che però è stata vestita qui sicuramente, perché vestita bene, ha la scriminatura perfetta, ha gli sbuffi del curitu messi bene, la lacciatura è fatta a regola d'arte, ha i bottoni di lamina. E notate questo, come è messa la catena, l'apice della catena, infilata tra i lacci del busto, esattamente come si fa, come dicevano gli uomini quando mettevano l'orologio nel taschino.
nel taschino. Perché? Perché c'era appeso un orologino. Andiamo avanti. Ecco, una caratteristica di Ittiri è da avere un orefice imposto, una famiglia di orefici imposti. Non tutti i paesi avevano questo, perché le città tendevano a detenere il monopolio di quest'arte, tanto che per esempio a Sassari gli statuti dei gremi prevedevano delle multe per gli orefici che andavano ad esercitare nei paesi. Almeno dal 1878-80 si trasferisce ad Ittiri un orefice dei Morittu, probabilmente perché sposa una donna di Ittiri. I Morittu sono gli artefici di quasi tutti i bottoni, anche dei paesi del circondario. E qua possiamo vedere alcune cose. Uno è un oggetto molto raro che viene fatto dall'orefice per sua sorella o per sua figlia, ad imitazione della collana di Sennori, però viene fatta con la tecnica della spina di pesce e in degradé come era la collana di corallo. Quella era la sorella Pia Maria Morittu, la sorella dell'orafo, che con l'abito nero indossa questo tipo di collana. Gli attrezzi del mestiere: questa è una bottoniera in legno e serviva per incurvare le calotte. Si può vedere di quante dimensioni erano i bottoni. Addirittura, se dovessimo girare, non è un'immagine, l'elemento, ce ne sono degli altri anche più grandi. Era una famiglia di orafi, era una famiglia di imprenditori. Quello è il sigillo con cui sigillavano le lettere, fratelli Morittu. Andiamo avanti. Questa è una dima. Che cos'è una dima? È un elemento che serve per misurare le scalfature dei bottoni. C'è il marchio ed è la dima dei Morittu, M. Andiamo avanti. Ecco a cosa serviva. Vedete, serviva per fare quella rosetta lì. Andiamo avanti. Penso di avervi annoiato abbastanza. Vi saluto e vi ringrazio.